Autonomia con l'annuncio del ministro Boccia all'indomani della ripresa delle trattative con il Veneto. Se chiudiamo entro l'anno il confronto sulla legge quadro, dal 1° gennaio si può cominciare a firmare le intese. La replica di Zaia, staremo a vedere. La procura dispone la riesumazione di un 62enne di Vittorio Veneto morto per emorragia cerebrale provocata da traumi che potrebbero essere la conseguenza di un'aggressione. Si indaga per omicidio. Un trolley sospetto ha fatto scattare il piano di massima allerta per la sicurezza. Oggi a Mestre, sul posto gli artificieri, la valigia è risultata poi essere vuota. Un anno dopo la tempesta Vaia siamo tornati tra la gente di Rocca Pietore. Nell'anniversario del disastro Antenna 3 ripercorrerà in un documentario quei drammatici giorni con voci e immagini. Un 39enne palermitano residente nel veneziano arrestato per estorsione nello stabilimento Fincantieri pretendeva denaro per certificare la corretta esecuzione delle commesse. La casa di una donna di Marcona a rischio crollo a causa di un problema alle condutture pubbliche. Lo sfogo della proprietaria, nessuno dice mi aiuta. Il sindaco di Treviso Conte e il famoso influencer veneto Canal hanno consegnato ai bambini delle scuole Manzoni le borracce plastic free. Il progetto coinvolgerà le classi prime di tutte le elementari del capoluogo. Buonasera, in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, partiamo dall'autonomia. Se chiudiamo entro l'anno il confronto sulla legge quadro, per me dal 1° gennaio si può cominciare a firmare le intese, lo ha affermato il ministro per gli affari regionali Boccia, che ha annunciato che tra il 15 e il 25 novembre potrebbe arrivare in Parlamento la proposta. Tra il 15 e il 25 novembre dovremmo essere nella condizione di presentare al Parlamento una proposta. Ci prenderemo poi una ventina di giorni per raccogliere tutti gli emendamenti e proveremo a fare una sintesi nel miglior modo possibile. L'annuncio arriva direttamente dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che stringe i tempi dell'iter sull'autonomia. Già nelle prossime ore un ulteriore passo. Farò l'audizione per l'indagine conoscitiva sul tema della Commissione Finanze della Camera. Stavo aspettando il passaggio di oggi per trasmettere formalmente alle commissioni parlamentari. Trasmetterò formalmente oggi gli atti. Quindi. Il Ministro ha spiegato come il principio della perequazione in un'ottica di autonomia differenziata debba essere garantito. Devo dire che Zaia ha fatto un passo in avanti, perché oggi il modello di perequazione che la Regione Veneto ci ha proposto è esattamente quello che diciamo noi. E quindi stiamo parlando lo stesso linguaggio. Penso sia giusto pensare ad un commissario di governo per definire in tempi brevissimi i livelli essenziali di prestazione, ha spiegato Boccia, che ha sottolineato nuovamente l'importanza della legge quadro che fissa i paletti sui quali dovranno poggiare le intese con le singole regioni, perché nessuna area territoriale, ha continuato, rimanga indietro. Prima che partano le intese io voglio costruirla. Siccome non voglio perdere tempo, ed è la mia risposta a Fontana, ho detto, l'ho indicato come collegato alla manovra e quindi teoricamente un DDL per il 2020. Però, siccome ci sto lavorando dal primo giorno in cui mi sono insediato, io penso di poter dire di essere pronto ad approdare in Parlamento durante la discussione sulla manovra. La legge quadro, io vi garantisco che arriva in Parlamento entro l'anno. Legge quadro fondamentale dunque per il ministro Boccia, ma che non convince il governatore Zaia. Ministro, parla di legge quadro, non venite a chiedere a me che cos'è questa legge quadro, perché nessuno l'ha capito. Nessuno l'ha capita questa storia della legge quadro. Cos'è sta cornice? E abbiamo raggiunto al telefono il governatore del Veneto Luca Zaia per chiedergli una replica alle affermazioni di oggi del ministro agli affari regionali. Sentiamolo. Beh, guarda, io sono stato molto chiaro e sono stato assolutamente corretto con tutti i governi con i quali mi sono trovato a trattare. Credo nella trattativa, credo che le trattative debbano essere portate avanti, anche per non dare alibi. Al governo lo dico soprattutto magari a quei pochi che pensano che l'unica soluzione sia far casino. La storia di molte attività fatte, penso alle Olimpiadi, alle colline patrimonio dell'umanità, alla Pedemontana, ci insegnano che bisogna insistere sulla trattativa. Dopodiché, Sassorosa fioriranno. Il ministro Boccia sa benissimo, perché vi ho detto in più occasioni, che noi abbiamo un progetto da 23 materie, abbiamo presentato la bozza d'accordo di 68 articoli, compiti per casa li abbiamo fatti tutti. Ad oggi chi manca è il governo, cioè manca l'appello del governo che deve farci quantomeno una controproposta.
Ora veniamo alla cronaca, andiamo nella Marca trevigiana, ipotesi di omicidio in seguito alla morte a Vittorio Veneto di un 62enne deceduto per una vasta emorragia cerebrale. I traumi che l'hanno provocata potrebbero essere la conseguenza di un'aggressione e non, come si pensava, di una banale caduta. La salma è stata riesumata. La Procura di Treviso indaga per omicidio a carico di ignoti in seguito alla morte di un 62enne di Vittorio Veneto, Renato Fava, deceduto in ospedale a Conegliano il 23 settembre scorso per una vasta emorragia cerebrale e seppellito nel cimitero di Ceneda 4 giorni dopo. Il 62enne, il cui corpo è stato riesumato in mattinata su disposizione del pubblico ministero Gabriella Cama e trasportato al Cafoncello, presentava evidenti ecchimosi alla nuca, una profonda ferita alla tempia sinistra e sulla fronte e la frattura del setto nasale. L'ipotesi era quella di una brutta caduta, ma via via nei giorni hanno iniziato a circolare voci che hanno spinto le sorelle Marianella, che vive a San Giacomo di Veglia, Giovanna e Anna Maria, a presentarsi dai carabinieri di Vittorio Veneto sollevando forti dubbi. Fava potrebbe essere stato aggredito all'esterno del bar Porta Fortuna, poco lontano dalla chiesa di Sant'Andrea, dove era solito cenare, come confermerebbero alcuni fazzoletti sporchi di sangue ritrovati lungo questa pista ciclabile. Fino a sera era stato in un altro bar, il Caffè de Sé o Bar Auto, come molti lo chiamano, in via Dante Alighieri, dove trascorreva diverse ore della giornata. Quella sera è rimasto con me fino a chiusura, quindi sarà stato intorno alle 9 meno un quarto. E basta, ci siamo salutati e mi ha detto ci vediamo domani mattina. La mattina non è arrivato e intorno alle penso 7:30, 8 è arrivato un signore con il suo borsello dicendomi di averlo trovato in pista ciclabile sporco di sangue vicino a dei fazzoletti sporchi di sangue. Ho capito che c'era qualcosa di strano durante il giorno perché non è mai arrivato e ho sentito alcuni ragazzi che mi hanno detto che era stato al bar a Sant'Andrea insieme a un altro dei miei clienti fino alle 10:30, dopodiché non si sa cosa è successo. Qualcuno aveva parlato di caduta dalla bicicletta, in realtà la bici di Fava era ferma da mesi proprio fuori dal bar Auto, ma chi lo conosceva lo descrive come una persona mite, non un attaccabrighe che possa essersi picchiato con qualcun altro. Mi sembra un po' strana, potrebbe essere stato qualcuno che lo conosce, perché magari hanno avuto da dire, però non credo un estraneo, anche perché soldi non ne aveva, quindi se ne aveva pochi, quindi non credo sia possibile. La sorella Marianella si chiude nel silenzio per non inficiare le indagini, anche se dal suo viso traspare un grande dolore e il desiderio di capire cos'è davvero successo. Era, dice, del fratello, una persona buona. L'autopsia eseguita dal medico legale Alberto Furlaneto ha confermato che l'emorragia che ha portato alla morte Fava è stata provocata da un trauma, escluso quindi il contrario, e cioè che possa essere svenuto per un malore. Ma cosa o chi abbia causato quel trauma ora sarà da chiarire. Una vita difficile quella di Renato Fava, senza casa, aveva per mesi dormito in un garage abbandonato e si arrangiava con qualche lavoretto. Sono stato molto amareggiato e diciamo che io ero abbastanza amico del signore e questo signore era una brava persona, seppur aveva anche lui i suoi problemi, però era un bravo uomo e molto lavoratore. Siamo stati tutti quanti sconvolti da questa storia perché non ce l'aspettavamo. Al bar Porta Fortuna, all'esterno del quale la sera del 23 settembre Renato Fava potrebbe essere stato aggredito e picchiato, tra gli avventori c'è incredulità. Il 62enne lo conoscevano un po' tutti, chi più chi meno, incrociandosi casomai a mezzogiorno o la sera a bere qualcosa. Tutti concordano nel descriverlo come un uomo mite che non dava in escandescenze e non cercava guai. Non era uno che piantava baruffa, non era uno che andava a cercare rogne. Ho saputo che che era in ospedale e io speravo che potesse ancora salvarsi, mentre il giorno dopo ho trovato le sorelle che sono venute al bar dove di solito andava lui per confrontarsi e mi hanno detto che non c'era niente da fare, ma il giorno dopo era già morto. Difficile pensare a una rapina, soldi con sé Fava generalmente non ne aveva. Impresario edile con il padre in gioventù, si arrangiava ora con qualche lavoretto. Aveva mani d'oro, dicono gli amici, per lavorare con marmi, piastrelle, ma aveva anche un'esistenza complicata. Non aveva di fatto una casa. Per mesi aveva dormito qui, nei garage dell'ex supermercato di via Carducci, ora in disuso. Si spostava a piedi al bar Auto, quando riusciva andava a cenare a Sant'Andrea, al bar Trattoria gestito da dei cittadini cinesi, nulla di più. I carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del bar Porta Fortuna. Quello che si sa di quella sera è che era con un amico e che è stata una donna a prestargli poi soccorso.
Ma quando è arrivato in ospedale la situazione era ormai gravissima e dopo 5 giorni di agonia si è spento, lasciando ai familiari, le sorelle, l'anziana mamma, i cognati e i nipoti dolore e interrogativi. Un trolley sospetto ha fatto scattare il piano di massima allerta per la sicurezza oggi a Mestre in via Bissuola. Vediamo. Si è temuto il peggio a Mestre quando è scattato l'allarme bomba per una valigia abbandonata ai piedi di un negozio chiuso da tempo. Ed è proprio qui al civico 25 di via Bissuola dove è stata ritrovata la valigia che ha destato molta preoccupazione questa mattina intorno alle 9. È stata trovata qui, abbandonata ai piedi di questa saracinesca ancora abbassata, quando il residente ha chiamato subito il 112 per l'intervento. Sul posto, con i carabinieri del nucleo radiomobile di Mestre, anche gli artificieri dell'arma giunti da Padova, il cellulare dei poliziotti della questura di Venezia, le ambulanze con il personale del SUEM 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Insomma, un grande dispiegamento di forze per garantire la sicurezza della cittadinanza. Per oltre un'ora e mezza interdetta al traffico tutta l'area attorno all'intero quadrilatero delle intersezioni presenti, bloccati anche i mezzi pubblici. La valigia in questione è questa. Allarme è rientrato quando verso le 11, come chiaro dalle immagini, si è constatato all'interno della valigia non ci fosse nulla, specie di pericoloso. Sconosciuta al momento l'identità del possessore del trolley. A quasi un anno dalla tempesta Vaia siamo tornati tra la gente di Rocca Pietore che convive ancora oggi con la paura del vento, e nell'anniversario del disastro Antenna 3 ripercorrerà con un documentario quei drammatici giorni. Noi eravamo qua e adesso tutte le volte che tira vento e che piove c'è un po' di paura. A poco meno di una settimana dall'anniversario della tempesta Vaia a Rocca Pietore sono ansia e angoscia i sentimenti prevalenti fra la popolazione, nei cui occhi si intravede ancora la paura per un evento di portata eccezionale. Poi è successo anche in un orario serale dove non si vedeva tanto, fortunatamente la popolazione era quasi tutta a casa e ce la siamo cavata con tanti danni. Quella porcheria che ci ha fatto un mucchio di paura, quello sì. Non si dimentica, no? Mi ha spaccato la macchina, il tetto e non ha pagato niente nessuno. È stata quella notte che è stata un po' dura e il giorno dopo, al primo momento, non si sapeva come procedere, dopo viene da sé quello che bisogna fare, insomma, uno fa e basta. Quando c'è vento ha paura? Ho paura sì, perché una cosa così non succedeva mica da tanto. Stiamo arrivando quasi all'anniversario adesso e ogni volta che anche questi giorni qua che il tempo è insomma brutto giù in Liguria ci viene una sorta di ansia anche a noi, è vero? Cosa è vuoi? rimasta paura? Sì, quando c'è il vento sì, effettivamente ci si sente un po' strani quando c'è il vento qua. A un anno da Vaia, la prossima settimana trasmetteremo un documentario realizzato dalle nostre emittenti, immagini e testimonianze per rivivere il dramma di un territorio piegato dalla furia dell'acqua e del vento. A Rocca Pietore, dove si vissero 23 giorni interi senza acqua, il sindaco ricorda l'abbraccio solidale dei volontari e l'aiuto dell'immensa macchina della protezione civile. Quella è stata una esperienza umana che ho vissuto con grande intensità. Ho conosciuto persone davvero splendide. Ha mai pianto in quei giorni? E dunque si parla anche di sicurezza idraulica, visti questi episodi. 3 nuovi bacini acquei per salvare i territori di pianura dalle alluvioni causate dalle acque che scendono dai colli euganei. Siamo nel Padovano, l'ultima fu nell'autunno del 2014, li realizzeranno 11 comuni padovani con la regione e il consorzio di bonifica, oggi l'accordo. 2010 non era bastato tenere il fiato sospeso per il Bacchiglione a Padova e il Tesina a Veggiano. Nell'autunno del 2014 stessa musica a causa del canale di Sottobattaglia a Battaglia Terme che invase il centro storico della cittadina, mentre in molte zone di Montegrotto non si dormì per il livello di alcuni scoli. Era ed è l'acqua dei colli euganei che scende in pianura, un grande catino delimitato dal fiume Bacchiglione, dal canale Battaglia e dalle pendici dei colli. Un bacino di 11 comuni di quasi 12.000 ettari, di cui circa un quinto in collina, le cui acque piovane o di altra natura finiscono tutte nello scolo Rialto e attraverso il canale di Sottobattaglia raggiungono il Bacchiglione. Ma come è successo nel 2014 con non pochi danni ai territori.
Oggi gli 11 comuni, insieme alla Regione e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, hanno firmato una convenzione per finanziare insieme i progetti per la creazione di 3 invasi in aree ai piedi dei colli. L'idea nostra è di farne 3, uno importante a Teolo, uno a Selvazzano e uno a Saccolongo. Raccolgono quell'acqua e poi lentamente la lasciano venire giù, ma l'idea vincente potrebbe essere anche quella che diventino invasi d'estate, proprio per favorire l'agricoltura. Qua abbiamo bisogno di acqua per l'agricoltura. Quindi questa doppia valenza secondo me è fondamentale. A febbraio 2018 è stato inaugurato il nuovo impianto di sollevamento di Saccolongo, valore 540.000 euro, che riduce la portata dello scolo Bolzan a beneficio anche dei comuni di Selvazzano, Padova e Abano. Nel corso del 2019 invece iniziate le opere del nodo idraulico di Montegrotto, finanziate dalla Regione con fondi europei per 800.000 euro e poche settimane fa firmati i contratti con le imprese per i lavori di ripristino e adeguamento degli argini dello stesso nodo idraulico. Interventi finanziati con ben 2,5 milioni di euro dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per gli interventi urgenti dopo gli eventi meteo eccezionali di un anno fa. I nuovi invasi di Teolo, Saccolongo e Padova Abano Terme avranno una fondamentale utilità per la viticoltura dei colli. Come sappiamo tutti, nei colli c'è un'agricoltura molto specializzata, una viticoltura particolare, dove abbiamo delle DOC importanti come quella del Serprino, del Fior d'Arancio, naturalmente tutti i bordolesi, e nei momenti di siccità noi daremo ai nostri agricoltori l'acqua che ci hanno richiesto. Temperature sopra la norma, piogge scarse, un autunno secco e anomalo. Pare che continuerà così anche a novembre, che il freddo si farà attendere. Tutto bene? Non proprio. Abbiamo sentito in merito gli esperti dell'ARPAV. Vediamo. Direi che il tepore riguarda ormai l'intero globo, con un riscaldamento che in questi mesi estivi e poi anche di inizio autunno si è fatto sentire un po' in molte zone del mondo. Su di noi in particolare notiamo in questi giorni temperature decisamente sopra la norma, con delle temperature minime, quindi dovrebbero essere le più fresche, quelle del mattino, che oscillano tra i 10 e i 15 gradi a seconda delle giornate. Un autunno tiepido che è conseguenza di cause lontane, ci dicono gli esperti dell'ARPAV. Le temperature scenderanno di poco nel fine settimana in presenza di giornate serene. Le precipitazioni di novembre saranno scarse come lo sono state quelle di settembre e di ottobre. Un inizio di autunno secco. Capitano degli anni, questo è uno degli anni in cui capita in maniera relativamente significativa. Si può stimare quando arriveranno i primi freddi, diciamo intensi o adeguati alla stagione? Probabilmente bisogna aspettare almeno l'inizio di novembre. Tutto novembre, per quanto ci sarà tendenzialmente un po' un calo delle temperature, resteremo sopra la norma, per quanto poco, però resteremo sopra la norma, insomma. Per il freddo ci sarà da attendere. L'agricoltura veneta, ci informano sempre dall'ARPAV, può permettersi ancora poche settimane di questo anomalo tepore. Coltivazioni come kiwi e radicchi hanno bisogno anche del gelo. Ora una brevissima pausa, ma riprenderemo dalla cronaca dal veneziano. Eccoci ancora in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo all'arresto per estorsione alla Fincantieri. Un ispettore di una ditta armatrice è finito in manette. Le indagini condotte dai carabinieri sono ancora in corso. Doveva vigilare sulla correttezza degli appalti, ma era proprio lui a chiedere il pizzo, un ispettore di 49 anni di una ditta armatrice di Venezia che è stato arrestato dai carabinieri per estorsione. L'uomo, originario di Palermo ma residente nel veneziano, è stato denunciato dai titolari di una ditta di subappalto alla Fincantieri di Marghera. Il professionista, consulente nel settore delle commesse navali, avrebbe chiesto la tangente in cambio dei soliti favori, e cioè porre la sua firma sul nulla osta circa la corretta esecuzione delle commesse. Incastrato dopo un caso documentato, ovvero la richiesta di una mazzetta tra i 2 e i 3.000 euro. A denunciarlo lo stesso personale della sicurezza interna allo stabilimento, che da tempo si era stancato di subire ingiustamente le prevaricazioni, i soprusi e gli abusi proprio di chi, al contrario, avrebbe dovuto vigilare nel nome dell'integrità e della giustizia. L'arresto proprio mentre era ancora in corso l'intensa attività di indagine dei carabinieri, avviata grazie alla policy aziendale interna della Fincantieri.
a cui hanno aderito le aziende in subappalto e gli armatori stessi e che, come già detto, prevede di come si debba vigilare contro ogni forma di estorsione. A causa di un problema alle condutture pubbliche la sua casa è a rischio crollo, ma pare che nessuno al momento voglia intervenire. Accade in un quartiere residenziale di Marcon. Si può assistere impotenti al progressivo crollo della propria casa per cause indipendenti dalle proprie responsabilità, imprigionati in un groviglio di rimandi di competenze nelle quali faticherebbe a destreggiarsi anche il più consumato esperto di burocrazia? Via Praello fa parte di un grazioso quartiere residenziale di Marcon, ma qui i problemi, e anche grossi, non sono in superficie. Sotto i nostri piedi c'è una conduttura di una rete fognaria pubblica, precisamente tra il comune di Marcon, che è qui, e io adesso vi saluto dal comune di Venezia, perché siamo su due comuni. Però questa cosa è stata già dichiarata tramite un tribunale, che la conduttura è strettamente di uso pubblico, servizi igienico-sanitari pubblici, in gestione al comune di Marcon. Qui sta crollando tutto. Qui sta crollando tutto, come potete vedere, anche qui sotto è la conduttura di cui stiamo parlando. C'è stata fatta una video ispezione dove si indica benissimo che la conduttura è tutta crepata e dove ci sono i condotti che si allacciano uno all'altro, ci sono dei dilavamenti in cui stanno andando le fondamenta di casa mia. Il consulente tecnico d'ufficio, un perito nominato dal tribunale, ha stabilito che la competenza è del comune di Marcon, con il quale peraltro Cristina è in causa. Una consulenza non gratuita. Per pagarla Cristina ha venduto macchina e cucina. Io pago le tasse, pago le fognature, sto pagando una fognatura che non viene gestita, che non è mai stata controllata, e chiedo che venga ripristinata questa fognatura pubblica dove ci sono tutte queste case che la usufruiscono, e di poter vivere serenamente nella casa che ho acquistato. A Treviso cambiamo del tutto tema. Prima consegna di borracce plastic free ai bambini delle elementari, si è iniziato dalle scuole di Sant'Antonino. Eccoli i bambini delle classi prime della scuola elementare Manzoni di Treviso con le loro borracce plastic free in mano. Alle spalle sindaco, assessori, dirigente scolastico e rappresentanti di ATS e Contarina, insieme per dire stop alla plastica, uno dei nemici del nostro ambiente. Siamo partiti dalle elementari, questo proprio per iniziare fin da piccoli. È una grande gioia aver iniziato qui da una scuola di un quartiere e quindi pian piano procederemo a tutte le scuole di Treviso. Il momento della consegna è stato preceduto dalla lettura di una storia da parte del famoso influencer veneto Nicola Canal. E i bambini stanno facendo la differenza, ma già la facevano prima, oggi sicuramente hanno avuto una spinta ulteriore. Canal ha catturato l'attenzione dei bambini con la sua simpatia, raccontando la favola del colibrì, dove l'uccellino dà il buon esempio ad altri cuccioli d'animale che, nonostante vengano derisi dai grandi, insieme riescono a spegnere un vasto incendio, a dimostrare come i piccoli possano spingere gli adulti a buone norme di comportamento. Che ci sia un gesto di attenzione all'ambiente che coltiva un punto di vista diverso sul mondo, che è la scuola, è il primo e forse più fondamentale passo. Bimbi poi tutti in fila per ricevere la propria borraccia, e il messaggio ai piccoli sembra aver centrato il bersaglio. Una volta rientrati in classe, infatti, gli alunni hanno subito appoggiato le loro bottiglie plastic free sul banco pronte all'uso. L'iniziativa, che coinvolgerà le prime delle altre elementari di Treviso, è stata promossa dal movimento Rocking Motion. Abbiamo deciso di proporre questo progetto La Mia Wabo al Comune di Treviso, mettendo assieme una rete di partner specializzati, ognuno nel proprio ambito, quindi Contarina, ATS e i dirigenti delle scuole primarie, per creare proprio una rete che sostenga il progetto nel tempo. E anche di ambiente si parlerà questa sera a 20:10, in studio Fabio Donadi, Aspiag, e Fausto Pozzobondi, Lega Ambiente. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione che sta portando un forte maltempo e causando ingenti danni al nord-ovest toccherà di striscio anche il nostro territorio nella giornata di giovedì 24 ottobre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino potremo avere qualche foschia o nebbia sulle pianure, dal pomeriggio invece più nubi sul Padovano, sul Veronese e sul Vicentino, con piogge e temporali piuttosto diffusi, mentre sul resto della regione si manterrà asciutto e anche soleggiato.
Lieve calo termico, ma temperature ancora sopra la media del periodo, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 22 gradi. Si mantiene buono invece il tempo sul Friuli Venezia Giulia, qualche foschia al mattino, ampio soleggiamento ovunque invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non si escludono dei temporali pomeridiani, sarà più asciutto invece sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.